È un'eccezione, è un'eccezionalità, mi piace di più dire, questa dell'asparago di Badoere che poi è IGP sia per il bianco che per il verde. L'unico caso al mondo che conosciamo e quindi un vanto in più per questa realtà come Badoere, ma anche per l'intera marca trevigiana e direi per l'intero Veneto. I volontari che si mettono a disposizione di manifestazioni come questa e di altre, ma oggi parliamo di questa che è giunta alla 59esima edizione, quindi ha dimostrato di saper conquistare il favore della propria comunità, ma anche, come dicevo prima, anche delle comunità intorno, di tutta la provincia, anche al di fuori dei confini provinciali e anche al di fuori dei confini veneti. Questi volontari meravigliosi hanno dimostrato che in quasi 60 anni di storia, dedicando il tempo alla propria comunità, la propria comunità può vincere. È il fiore all'occhiello del nostro territorio, questo è inutile negarlo. Da 59 anni appunto traina un indotto importante che coinvolge in primis l'amministrazione comunale, che però senza il supporto di tutte le associazioni di volontariato non potrebbe dar seguito a quello che appunto da 59 anni va. Quindi grazie a tutte le associazioni che si prodigano veramente in maniera importante. Questa 59esima è veramente la continuazione di un percorso iniziato tanti anni fa, che ogni anno vede una collaborazione sempre più assidua fra tutte le associazioni che contribuiscono ognuna per il proprio ad ingrandire ogni anno questa manifestazione e lanciarla per il 60esimo, che dovrà essere sicuramente un anno molto importante, e le celebrazioni saranno sicuramente il livello che merita. L'obiettivo del consorzio è quello di promuovere il nostro prodotto e poi di valorizzarlo sia in ambito qui locale, però anche di portare proprio il nome dell'asparago in giro per il mondo. Noi negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, abbiamo portato l'asparago veramente un po' dappertutto, perché con molto orgoglio l'abbiamo portato all'estero. Partecipiamo a delle fiere importanti, tipo la più importante è la Fruit Logistica a Berlino, e poi riusciamo a esportare anche il prodotto all'estero, toccando paesi come il Giappone, Australia e paesi europei. Il ruolo della Pro Loco e di tutto il mondo del volontariato per la perfetta riuscita di eventi come questo. È molto importante, anche perché una Pro Loco è capofila di tante associazioni, quindi ha la responsabilità proprio di coordinare il tutto e portare a meglio tutto ciò che circonda una manifestazione del livello della Mostra dell'Asparago di Badoere IGP. C'è una partnership particolare quest'anno con la Campania. Sì, molto importante, sono anche un po' emozionato perché comunque è un comune, là dove sono nato io, porto un po' avanti un po' le radici della mia natività e comunque è anche un'opportunità per il prodotto dell'Asparago di Badoere arrivare là in Campania come i caseari della Campania arrivano qua nel Veneto.